Mister Massari, a termine della partita di Grosseto il Giovinazzo espugna un campo difficile, punti importanti, accorciata in classifica, un bel inizio di 2025. Ma è chiaro che questo era, era la partita della svolta. Noi purtroppo non abbiamo troppo spazio nella nostra pista per allenarci, questo è il grosso problema. Tra il calcetto, la pallacanestro, la pallavolo e l'artistico, eppure quel palazzetto di Giovinazzo l'ho disegnato io e l'ho portato avanti all'epoca. E non si può andare avanti con 3-4 giorni di un'ora e mezza, non si può, perché avremmo fatto molto di più. È arrivato anche il Cardoso, ma ovviamente come tutti gli stranieri hanno bisogno di assimilare soprattutto i fondamentali, perché fa tanto gioco, però chiude gli spazi anziché aprirli, e quindi però abbiamo grande fiducia di lui in quanto è molto volitivo, cioè ascolta quello che gli si dice. Vediamo adesso lo sviluppo, anche perché io non venivo mai in trasferta prima e chiaramente questo era l'impegno preso verso la mia famiglia. Ho una madre purtroppo in uno stato pietoso, e ha 103 anni, e quindi mi sono mosso con la paura di perderla nel frattempo, e devo rientrare subito, e quindi dedico questa vittoria a lei. Allora, un applauso, lo facciamo anche noi, l'applauso caloroso è quello del pubblico di Giovinazzo che è venuto qua in Maremma e che l'ha buttato veramente, io dico, la prima volta che lo vedo su un palazzetto di hockey pista, un applauso veramente di cuore. Grazie ai tifosi che ci seguono ovunque, comunque, soprattutto in situazioni disagiate, perché noi facciamo 2000 km per volta. Grazie e complimenti per la vittoria. Grazie a voi.